Nell'ultima gara casalinga del 2019 la Savino del Bene Scandicci batte la Banca Valsabbina Millennium Brescia e si fa il miglior regalo di Natale. Vittoria 3-0 per le ragazze di coach Mencarelli al terzo successo consecutivo per quanto riguarda il campionato. Il quarto, considerando anche la sfida dei Champions, vinta lo scorso mercoledì contro Maribor. Scandicci, con i 3 punti guadagnati con Brescia, si porta a quota 22 punti e acciuffa il quarto posto, scavalcando Casalmaggiore. 3 punti a sorpasso in classifica, ampiamente meritati per la squadra di Mencarelli, che ha ricevuto e difeso con grande precisione, mortificando gli attacchi di Brescia, mentre in attacco la Savino del Bene Scandicci ha trovato una Super Pietrini da 15 punti, una Brisio da 13 ed una Slotis da 11 ed eletta MVP dell'incontro. 25-19, 25-21 e 25-16 il risultato dei 3 set, con Brescia che nelle prime 2 frazioni ha provato a restare in equilibrio con Scandicci, salvo poi arrendersi nel terzo set, vinto facilmente da Malinov e compagne. Cammini diametralmente opposti per le 2 squadre. Scandicci chiude l'anno solare in crescita con l'8ª vittoria in campionato, mentre per Brescia, adesso 12ª, è arrivata la 6ª sconfitta consecutiva, l'8ª di questa Serie 1. Prima di salutare il 2019, manca comunque un appuntamento per entrambe le squadre, che torneranno in campo il 26 dicembre per la 13ª giornata di campionato. La Savino del Bene andrà in trasferta sul campo della Lardini Filottrano. La Banca Valsabbina Millennium Brescia invece affronterà un match cruciale in ottica salvezza, come quello casalingo contro la Reale Mutua Fenera Chieri.